nell'ambito noi abbiamo fatto parte di questa commissione e io parlo in base alle analisi condotte sulle acque. Abbiamo fatto su 63 campioni d'acqua circa 250 analisi, tutto il serbatoio della falda ovviamente del contenitore vulcanici. Abbiamo misurato e calcolato anche la pressione parziale di CO2 alla base del serbatoio, abbiamo fatto uno studio sugli isotopi e nessuno di questi dati ci porta a far pensare che ci sia una risalita di fluidi profondi. Le analisi ci hanno evidenziato, quindi da oggettivi che tutti possono controllare, che la sorgente del magma di inquinamento dell'alluminio risiede nelle falde sospese. Sono delle circolazioni superficiali, un po' diverse, che risentono degli apporti meteorici e caricandosi, quindi alzandosi di livello, poi migrano verso il basso e creano un inquinamento della falda di base. Questo è un processo che abbiamo, ripeto, oggettivizzato con tutte le analisi, controlli di portata, controlli su corsi, dalle sorgenti Sudano ai corsi questi qui da Nozzo. Quindi è un dato che trova un riscontro, ripeto, scientifico, oggettivo e analisi di laboratorio in particolare. Peraltro i fenomeni di inquinamento dell'alluminio ci sono ancora, tant'è che sulle principali captazioni sono installati gli impianti purtroppo con tutti i costi relativi di trattamento delle acque. Non è una cosa che è successa e si è fermata lì. Hanno dovuto molte delle aziende, come dicevamo, anche installare gli impianti di trattamento delle acque. Quando piove ci sono questi effetti di superamento di 200 delle linee di legge e quindi si deve intervenire per questo superamento avviene anche quando non piove? No. Diciamo questo, che noi abbiamo registrato, questo abbiamo cercato di registrare nel tempo, il controllo sulla sorgente di Sudano. Abbiamo visto che un incremento di portata di apporti meteorici determina con un certo tempo un picco di alluminio. Questo incremento è arrivato a 1500, quindi sono valori e automaticamente al termine dell'apporto c'è una significativa riduzione della velocità. Comunque tale da mantenere i filtri, eccetera. Comunque tale? Da mantenere i filtri e concentramenti. Quindi l'alluminio c'è anche quando non piove. Se sorgenti consigli la sorgente sulla 1 e diversa sorgente sulla 2, per dirle anche la differenza fra le due. Quindi il dato è diciamo così riscontrato per analisi che abbiamo fatto. Grazie. Posso dire che verificò la crisi dell'alluminio del 2009 che l'ha citato. Abbiamo possibilità di dalla commissione, dal lavoro tecnico, nonché i dati che acquisiva il testo del servizio integrato su tutte le captazioni geografiche. Vedendo che poi si deve fare la moderazione del flusso del trasporto di inquinanti da quindi settimane fa il lavoro, che c'è una distribuzione con andamento sull'Entanaro dalla zona di Porano fino alla zona di Castelgiorgio. Un evento sismico di magnitudo 2, come dice lei, a valenza in ambito locale, non si trova correlazione diretta ovviamente su un'estensione di circa 25 km lineari in maniera omogenea. Si dovrebbe concentrare, come lei diceva, c'è un effetto in ambito molto localizzato attorno alla sorgente in una fascia per distretta, mentre la distribuzione della precipitazione non c'è tutta la curva di scala. A seguito dell'incrementale della pioggia che è stata pioggia accumulata e l'incremento della concentrazione alluminio sul tempo ci fanno vedere un comportamento sostanzialmente analogo sono state la base della produzione dell'evento in termini moderni. Altre cose, l'ultima cosa e poi lo concludo, solo parliamo di acqua e di alluminio, al convegno che è stato fatto appunto nel 2013 è stato posto un problema, cioè è stato posto un problema ad un tecnico dell'ARPA toscana che ha fatto una proposta anomala, siamo rimasti così che nessuno si è mai posto il problema. Siccome dice probabilmente da sotto le acque che stanno alla base dell'alluminio ne hanno zero, solamente i 4 grammi di litro, che sono quelli di concentrazione a saturazione per le condizioni di acqua. C'è il problema che incrementa la parte alta. Ci potrebbe essere interessante fare una valutazione, quindi studiare un attimo con la regione, eventualmente un'analisi su quello che è il pH delle piogge, se fossero piogge acide, cioè prendessimo a pH intorno a 4. E quindi, ma non è quindi la sua tesi della risalute del CO2 che dovrebbe essere mappata con del PCO2
due parziali analizzati, perché non sono stati mai valutati e neanche, neanche mai riportati su tutte le analisi che fanno via camera è in continuo sulle captazioni solitamente, e il gestore del servizio ho un pH sotto, perché di questo parliamo. Tra i 5 e 3,5, perché il pH per mobilità dell'oscio dovrebbe essere questo. Grazie al dottor Fradini. Ferro e alluminio.